Si scaldano i motori in attesa di domani. Agrigento è pronta a gridare adesso basta. Una protesta, una manifestazione programmata alle ore 17 che vedrà scendere in piazza un'aggregazione libera, senza condizionamenti di nessun genere, di persone, così si definiscono gli indignati promotori dell'iniziativa, che hanno deciso di denunciare il degrado urbano ed il malgoverno del bene comune, scrivono in una nota stampa, che da anni attanagliano la nostra città, danneggiandone l'immagine e la qualità della vita. Ed invece di argomentare ciò che pensano con le sole parole, hanno anche realizzato un video. Quello che vedete è un reportage della città intitolato La dignità perduta, immagini che si commentano da sole e che non possono essere smentite, nonostante la realtà sia negli occhi di chi la guarda, ed infatti l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Calogero Firetto, si gloria soddisfatto del risultato raggiunto della differenziata al 69,37%, una parte anche numerosa di cittadini ha un'altra visione della realtà in cui vive, ed è quella di degrado. Ed a farne le spese sono tutti gli onesti cittadini, quelli che pagano le tasse per un risultato non soddisfacente, e soprattutto chi con l'immagine della città ci lavora, ovvero gli operatori turistici, imprenditori, commercianti che credono nel futuro turistico di Agrigento. Per questo i cittadini hanno detto adesso basta, senza colori, senza bandiere, senza partiti. Cittadini liberi che amano Agrigento e chiedono di vivere in una città normale.